Provincia e Veneto Agricoltura collaborano da anni per progetti di salvaguardia ambientale volti a preservare specie faunistiche e naturalistiche e a promuovere il turismo cosiddetto verde. Ora i due enti hanno stretto un accordo per lanciare la Green Card, una tessera che darà accesso a iniziative che dovrebbero attirare turisti anche dal nord Europa, particolarmente interessati ad una foresta che sia al tempo stesso di qualità e rispettosa dell'ambiente. La tessera costerà solo 5 euro e darà accesso a progetti diversificati, in particolare per i più giovani. Ad esempio per i ragazzi poter partecipare a dei laboratori, poter fare delle visite gratuite, poter avere tutta una serie di conoscenze di quello che è il mondo che appartiene a Valle Vecchia e che appartiene a Chioggia. Ci sarà fra l'altro la possibilità di utilizzare postazioni per il birdwatching ascoltando spiegazioni su ciò che si vede da esperti del settore. Nella zona di Valle Vecchia ci sono dei punti di osservazione perché sono presenti degli uccelli particolari che arrivano in momenti diversi dell'anno che possono essere descritti e raccontati da dei tecnici di Veneto Agricoltura. Il bosco nordio di Chioggia ha una superficie di 190 ettari, la Valle Vecchia di Caorle si estende invece per ben 900 ettari. Si tratta di due oasi che hanno pochi uguali per la qualità e la varietà delle specie che si possono incontrare. A Caorle, ha aggiunto Paolo Pizzolato, amministratore di Veneto Agricoltura, si stanno sperimentando iniziative a favore dell'agricoltura e del risparmio energetico.